Stasera ci troviamo in un teatro suggestivo per premiare i 3 vincitori del concorso di pittura contemporanea Mantegna Cercasi. È un titolo suggestivo che abbiamo scelto perché si cerca di dare una continuità all'arte rinascimentale che ha avuto dei maestri della pittura grandiosi, ma soprattutto perché abbiamo cercato di riempire un contenitore straordinario come quello di Mantova, cercando poi di far diventare un oggetto del desiderio Mantova, non solo per quello che ci hanno lasciato i nostri avi, ma anche perché crediamo che l'arte, insieme al turismo, anche la creatività stessa per tante attività, possano servire per un rilancio di questa città. In tempi di ristrettezze economiche e di crisi economica è chiaro che abbiamo potuto attingere tramite la Camera di Commercio perché con queste finalità si incide pertanto anche sul rilancio del turismo. Per cui abbiamo cercato di collegare anche i negozi del centro storico, perciò il commercio, legandoli all'arte. Primo premio a Elisa Bertaglia con l'opera su carta Alma Venus et Venatrix Diana. Elisa Bertaglia ci riporta attraverso la raffinatezza e peculiarità di un disegno ben strutturato alle suggestioni di un mondo lontano. Primo premio all'opera Apparizione sulle Wanghe di Marco Pace. Invito sul palco Elena Monzo che ha ricevuto il premio speciale Camera di Commercio. Questo premio è nato per la precisa volontà della Camera di Commercio ed è stato creato in sintonia con il Comune di Mantova, la Camera di Commercio per l'appunto e l'Unione del Commercio. Sono presentati 42 giovani di assoluto talento. Sono stati premiati quelli che a giudizio della giuria sono risultati più significativi. Mantova vuole aprirsi ad una dimensione internazionale, vuole conoscere nuove realtà per farsi conoscere ad un livello internazionale.